he offends someone who's there. Reach out and touch hands. You're feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Second best, put me to the test. Things on your chest, we need to confess. I will deliver, you know, forgive us. Buongiorno ragazzi, oggi vi porto a fare una girata in mountain bike, un tracciatino di 30 qualcosa chilometri ad Arlon in Belgio. Anche Arlon, come Stoccarda, aspetta che sbicco il caffè della Van Life, è un'antica città romana. Pensa a te quanto siamo andati a rompere i coglioni in giro per il mondo. Adesso il mondo sta contraccambiando. Era questo? No beh, è un parcheggio. Guarda la casa, quindi è gratuito anche questo. Forse era meglio questo. Ormai che sia là, poi mi sposto. Guarda che forte. Lì, Lussemburgo. Pure te un fiade periferia, e da tanto che non mi godevo un po' di tempo per me stesso. Sempre al lavoro e lavoro. Che poi tra l'altro pensa, mi ha chiamato una cliente di sabato, il sabato di Pasqua, no? Perché è il weekend di Pasqua. E non le ho risposto perché è una che ritarda coi pagamenti, ma me l'ha anche detto, cioè, ho detto sì, ora che pago io va benissimo, e allora ora che ti rispondo io, adesso ti rispondo se voglia martedì. Chiesa cena stasera a piedi. Nice. Non là-bas, il cinéma là. No. Sinistra, solo che stasera dubito che sia aperta, così come dubito che io lascerò la bici qua fuori seppur con il lucchetto. Dio gotico, guarda che roba. San Martin, è mio amico Martin, e l'ha fatta anche accesa, non è mai vita. Eh sì, perché poi di sera non no, forse no. Ora fai una inversione U. Che inversione U? 100. Dai, veloce, che io devo far messa. Bellissima. Ma che roba. Non sono uscito subito perché ora che metto in silenzioso il Monaco Comot, ciao. Guarda che passoni, bello, tutto molto tipico. Simpatica Arlon, mi pare che è scritto tutto in francese. Mini Cesa, la sinagoga. Poi svolta a sinistra. Ecco qua uno dei miei sogni, andare con la mia e-bike in paesini non turistici, cioè anche i turistici ma anche non turistici, però al mondo, per vedere come vive veramente la gente. Poi ecco, svolta a sinistra. Solamente gatta, perché devo abbandonare la macchina. Che simpatico qua, come tipico, Vedi, io sul Comotto mi sono segnato, vedendo le foto, tutti i punti dove passare, vedi anche ste chiesette qua, e saranno capizzerine, ma scusa, vada. Prendi la prossima svolta leggermente a Comunque sinistra. è strano, noi non siamo abituati a stili qua, anche a ste case qua, guarda che bellissimo. E tu cosa fai a Pasqua? Il pranzo di Pasqua? No, ho in mezzo ai campi, in Belgio. Così. No, invece ho visto una cosa che non mi è piaciuta. È vero che ho tutti i miei sistemi di sicurezza, blocchi eccetera nel camper, però c'era qua in una casa un camper dentro il recinto con sai quei blocchi che metti alle ruote, tipo quelle che ti mette la polizia americana, le ganasce. Tra 250 non mi è metri, piaciuto. sentiero Singleton. Ok, i classici sentieri del Komoot che magari vanno bene in piena stagione,
dove i sentieri vengono un po' aperti, dopo qui è tutto bloccato, non si passa. Ne sono sbucato fuori, un canodromo. C'è un po' peccato per il tempo, perché provo a immaginare qua con il sole, sarebbe un po' tipo Slovenia, no? Tutte queste collinette sperse, queste strade di terra battuta. Insomma, a Pasqua ho mangiato bene, sì, guarda, proprio filo spinato, a punti interni, non andarli addosso, il classico, no? Cani da guardia liberi del solito, no? Ah, che bello, io ci qua. Più avanti tieni la sinistra, poi tieni la destra. Come facciamo? Con la vita complicata. Le frecce dicono di qua, Ora tieni la il mio destra. Komoot dice di qua, insomma i petardi, i lupi li do e siamo a posto. Pensa Fioi che di tutte le cose che potevo dimenticare, ho dimenticato il mio kit di riparazione pneumatici, quindi se io buco sono ciulato. Ecco qua, con 2 o 3 rutti dovrei aver spiegato il mio dominio agli eventuali animali selvatici della zona. Girata nelle foreste Prendi belghe, la prossima fatta. svolta. Mi piace molto, guarda, con tutti i fioretti, guarda, mamma mia che stradine, tipo delle forestali, a volte single track, a volte forestali, guarda che Segui figata. questa strada per Mamma 400 mia. metri. Rami, aspetta come lo ciappo, super veloci nelle decisioni, ok, sai perché sono da solo, cioè se cado mi faccio seriamente male, capito che ho il casco, Prendi però la prossima svolta a sinistra. hai capito, poi sei tieni la sempre da destra. solo, chi passa qua? Nessuno, quindi cerchiamo di non fare immune. Ci arriviamo, proviamo, costa niente. Hop. Qui c'è l'e-bike, ma è verticale, non si vede in video, è proprio verticale. Però dai, è anche asciutto. Segui questa strada per 250 metri. Dai, peso tutto in avanti. Dai che ce la stai facendo. No, è qua tutto che te ne impennassi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Sto da solo, ti fa sempre un po' di strano, però Ora svolta a destra. sono emozioni anche quelle, eh? Obiettivo non copasse, che qua tu non vedi, è verticalissimo. Wow, è enorme, c'è un monastero veramente enorme, pieno di mone. Cucciuccio l'anera, pe. Qua non si capisce, per la tua sicurezza sei scritto tutto in foresta, oddio caro. Perché tutti sti cazzai del pericolo? Cosa sei? Mamma mia, e sarà l'albero da tagliare, dai, tutto che sia. Mini guado o ponticello? Oh, no. Qua c'è la sippa. Non mi piace giusto quando hai i buroni qua sotto, ma per il resto. Dai, qui mi ero segnato di andare a vedere le rovine vicino alla diga. Qua. Hai raggiunto Ventia chiusa e rovine nella foresta di Eisken. Io caro ho mollato un mega ritazzo, è passato dietro quello là di pressa con la grave. Che cazzo ne sapevo io come passare da dietro, che non sentivo niente. Un altro rovinasso, cose zinghiali. È bello quando nel paese o le grandi famiglie si radunavano per fare la foto. Aspetta che ti inquadro anche, scusa. Fantastico, cioè quelli col cazzo che li faccio. Segui questa strada per 400 metri. Quindi questa bellissima tutta in pietra faccialista. Attenti, non pinciassi a sbarra qualche uno, si è già pinciata, te l'ho visto. Dio caro, come fate non me la sbarra? Quanto sono felice di aver spezzato il viaggio, perché non volevo spezzarlo solo con i chilometri, ma spezzarlo anche psicologicamente. Ora tieni la sinistra, Nel senso poi che sì, ok, svolta a mi destra. fermo a Stoccarda o qui ad Arlon, però vado anche in giro in bici, a piedi, visito la città, quindi insomma poi il viaggio riprende decisamente più leggero. Ora svolta a No, devo destra. andare via. L'ho già detto qualche miliardo di volte nei video che amo la mia e-bike, sì vero? Fioi, io sono consapevole che fare queste cosine con il sole è tutt'altra cosa, però voi non siete consapevoli dell'Adams che vive dentro di me. Simpatico il giardino. Comunque parcheggi, camper e furgoni ovunque, quindi castello, ex castello, non è appena neanche al tetto di Coe
Eric. Si può entrare? No, vabbè amati. Vediamo, di sicuro è chiusa, ma dopo leggo la bici là. Porco i polpazzi, le scale di ieri. No, è chiuso. Cazzo, era bello. Vabbè, mi inculo tutto. Eccolo là, sì dai che ti vedi anche in GoPro. Guarda che figata, guarda che effetto assurdo. Guarda che spettacolo. Adesso andiamo qua. Infatti però mi sono pentito di non aver portato la Sony. Wow. Bello, vediamo se mi ero appuntato un po' di storia. Beh, non è neanche tanto antica, è del 1727. Sto povero Cristo è morto nel febbraio 1802, è neanche tanto vecchia. Qua deduco adesso che è tombe dei Poretti ed è qua è tombe dei Siori e tutti in marmo. Mi voglio a tomba dei Poretti, volevo tanto la croce in legno, però dopo col tempo si rovina. Vabbè, casomai è un effetto legno. Così guarda, quella è il beta sola. Perfetto. È vero, prima eravamo al confine, infatti dicevo cazzo, ma tutte le macchine sono targate Lussemburgo, ora sono Lussemburgo, cioè solo vedere le casette è uno spettacolo. Un'altra chiesa, aspetta che notavo, Lussemburgo, cioè ogni casa ha il suo stile, cioè alla sua, non ce n'è una uguale, cioè capisci, quella con 3 lucernari, quella col tetto altissimo, quella col tetto basso, quella con 3 tetti. Cioè solamente tutte diverse, quella col garage integrato, quella col garage un po' sporgente, veramente, cioè, ti resti incantato a guardare queste robette, queste diversità, guarda, non ve n'è una uguale, tutte completamente diverse. Ah, quella con le finestre in del tetto. Ciao micro pecora, ciao, vieni qua, vieni, no, qua, vieni che ti do l'affetto, ciao, ciao, tu mangiamo il deo. I box dei libri per gli scambi. È scritto tutto in ostrogoto qua, non si capisce niente. Siamo ancora a Lussemburgo, nelle campagne lussemburghesi. E per me queste sono cose importanti. Eccoli qua i miei sogni. Girare con il massimo relax in questi posti, questi paesi sconosciuti dove nessuno mai ci andrebbe. Mi piace, cioè non per avere l'esclusività, mi piace così. Oltre per carità visitare anche i posti dove tutti ci andrebbero. Sì, voglio dire. Ok, ora Segui sono questa strada per rientrato in 300 Belgio, metri. cioè, lo deduco dalle targhe. Può entrare? Cavolo, anche il casco, fa proprio una roba veramente lievera. Andiamo a vedere qual è il video meglio se GoPro il telefono. Ma c'è messo. Non è il caso che mi faccia vedere con il casco, dai. Beh, se c'è una cosa che ho capito è che qui le chiese le praticano, cioè i Gevame in senso ecco. Monastero, la Parpina fortezza militare, ma cioè era scritto 3 volte ho ruttato oggi, 3, no 40. Ogni volta che rutto mi deve passare il ciclista. Cosa è sta roba? Chiuso, ho battuto a testa 2 vasche con tanto coraggio da buttarsi dentro. Ah, ecco che adesso l'ho capita, guarda qua, dei dossi intelligenti, ossia se vai piano ci passi in mezzo con le ruote, altrimenti in velocità non riesci a stare in parte e te ti ciapi in pieno. Altre ancora, pazzesco, guarda cosa c'è qua dietro, una stalla. Il castello della stalla, no, è il castello di Autelbas. Bye bye Autelbas, è stato molto bello. Era un gatto belga. Gatto. Ma secondo te mi non te vedo? Guarda, te si vede, Arlon, da qua. Oh Emilio, io ero il falco. Siccome dovevo salutarti da Cipro e mi sono dimenticato quella volta, ti saluto dal Belgio, che sarà meglio, no? Quei tempi che corre. No, faceva troppo schifo là e poi era troppo imbucato. Mi sono messo in questo parcheggio in strada, il quale ha questi 2 camper che secondo me mi sembrano anche stanziali, tra cui questo, targato Italia, qualcuno lo starà piangendo, e questo che invece potrebbe essere un turista, però no, c'è troppo... No, anche le ciabatte fuori, targato Belgio. No, vabbè.
Che ti faccio vedere prima la mia calamita dove abito oggi, ma è uno schifo, Dio caro. Vabbè, guarda che altri pagano anche l'affitto per abitarla, non capisco, io non posso abitarla così. Grazie a questa calamita, magari girata dall'altra parte, vedi, consiglio di Valentino, mi risolvo il problema della pancia. Dopo altri attacchi, un giorno quando avrò voglia pulisco e ne attacco uno più alto. Porto qua in tempo reale, mamma mia come che tira lento, a vedere sta specie casetta camperisata, targato Lussemburgo. Se l'ho detto che a me l'Europa fa da cagare, però per il momento siamo così. Oh, permesso. Oh, da quando ho scoperto che posso tenere la bici, madonna, come avere il garage praticamente. Rompe un po' i coglioni qua nel passaggio, ma riesco, guarda, facendo il giro così, andare nel lato guida. Non mi influenza il lavoro, la sedia, e viene giù il letto completamente, quindi è perfetta sta storia, perfetta. Poi qui mi sono fatto il secondo garage per quando ho il ciclo, che sarebbe quello il ciclo. Allora qui ho tutte le sue cose. Era un altro falco che va senza catene, sfugge agli sguardi, sa che conviene. Vedi tu, guarda come che sfugge agli sguardi. 1634 è l'anno di questa accesa. Certo che però che cosa simpatica, mi ricorda veramente i vecchi tempi della Scozia, in quanto ero lì che mi facevo i cazzi miei. Ero un ragazzo così a chiacchierare, a dirmi tipo la macchina se avevo presa qua o se tipo cosa facevo, se avevo un canale YouTube e quelle cose là, non si entra qua e niente, così si interagisce e si fa amicizia con gli sconosciuti. Da noi insomma, quando capitano cose del genere, prova a pensarci. Questa è la statua dedicata ad una principessa dell'anno 1000. Cioè, lei che se ne scrive manco in inglese, io che cacchio ne capisco. A chiesa de San Donatus, guarda che strana, c'è il campanile anche bello, ma guarda accesa, guarda so, per tipo un edificio. So che dopo uno dice vabbè, ma non è un'accesa, sì che è un'accesa, accesa de San Donatus, cioè c'è proprio scritto così. Io sky anche per andare su, curi. Senti le campane? No, ha smesso, ha fatto tipo ok, quello del trio, adesso senti ton e anche quello, cazzo, tutte assieme, vi mettete d'accordo? Sentite tranquillo quei bissera nere qua, guarda, madonna, lì un eco qua dentro. Qua Yasserai su, ha paura che scampa. È simpatica le proporzioni, ora il Cristo, è per tipo un Looney Tunes. E probabilmente chissà quanti anni che hanno. Nouvelle vie qui commence. Che esperienza bellissima. Si sono girati tutti a guardarmi sorridendo, probabilmente era una specie di messa privata, sai che quelle cose, cioè non era un battesimo, però non lo so, non capisco, mi sembra, cioè c'era quel gruppetto lì di persone e basta. E se non mi faccio venire le vesciche ai piedi non sono contento, perché volevo vedere la sorgente del loro fiume, il Samois, questa è la sorgente. La lingua parlata qua è metà olandese fiammingo e metà francese, e difatti mi pareva. Sto cercando di fare le cose con più calma possibile, ma che senso ha? Stavo dicendo che resto qui ad Arlon quando l'ho vista in bici, perché ho passato tutta la città, a piedi altre 2 volte, perché ho qua le gambe che fanno fuoco. Cioè non sono attaccatissimo al centro qui dove ho il camper, quindi sinceramente non ho sto piacere. Vediamo dove possiamo spostarci. Vado avanti a caso. È ovvio che ci sono un sacco di bei paesini, di abbazie abbandonate, di castelli e di tutto, però non è che puoi fermarti a vedere ogni cosa, se no non arrivi più dove vuoi arrivare. Il navigatore mi ricorda che Dunkerque si pronuncia Dunkerque. Vieni qua conmigo, vieni qua dal cesso. E ora, versi a finestra. Senti che bora che tira, senti che freddo, mamma mia. E ora, guarda qua, è il distributore, fammi vedere qua, metti a fuoco i prezzi. Allora, GPL 1 euro, mentre da noi è 68 centesimi.
gasolio 2,4, lo faccio in Inghilterra che è sui 2,2. Vabbè, aspetta, lo faccio in Inghilterra, non è che sono in riserva, ho più di metà pieno con l'Anda che ho io. Oh, tutta ai 70, tutta ai 70, da Vipiteno fino a Dunkerque, che è proprio la punta dell'Europa, la fine dell'Europa, manco credo. Tutta ai 70 allora, in discesa ogni tanto 80, 85, vabbè.